Si chiama Facciamo Scuola, è un progetto dei consiglieri regionali 5 Stelle. Funziona così: i politici in questione si tagliano una parte di stipendio che devolvono alle scuole. Iniziativa nazionale che con le 9 regioni partecipanti ha raccolto quasi 1 milione di euro. Protagonista anche il Veneto con 50.000 euro, soldi destinati a 5 scuole pubbliche e secondarie venete, scelte e votate online dagli attivisti tra i 25 progetti proposti da altrettanti istituti veneti. Per appunto dei percorsi, dei miglioramenti dei laboratori, delle situazioni che comunque avevano necessità per dei progetti di un confinanziamento e siamo felici di aver partecipato a questa cosa. Soldi che verranno destinati per l'acquisto di nuovi tablet, per i laboratori didattici e ancora per realizzare i campi di pallavolo, basket e tennis e per sostituire le vecchie porte di aule divenute vetuste e quindi pericolose con il passare del tempo. Soltanto alcuni dei progetti approvati e che riguardano 4 scuole del Veneziano e una del Trevigiano, quest'ultima a Mogliano Veneto, e le altre a Chioggia, San Donà di Piave e Cintoca Maggiore. Con Simone Scarabel che annuncia anche le prossime imminenti novità sempre in regione, con il taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali delle passate legislature, appunto. E intendiamo portare avanti questa strada, stiamo ultimando le proposte appunto prendendo spunto da quello che è stato fatto alla Camera e al Senato e quindi arriverà presto un provvedimento immediatamente applicabile anche in Regione Veneto.